Buonasera, buonasera, ben arrivati a tutti, ben arrivati a voi che siete qui anche questa sera, a questo inizio di questo terzo anno del progetto Una vita spesa per la legalità. Ringraziamo il dottor Bruno Tinti e il professor Walter Tomada che porrà alcuni acquisiti, alcune domande al dottor Tinti. È il terzo anno che facciamo questo progetto, dopo i figli di persone morte per mano di mafia e di terrorismo, i figli di Bachelet, di Moro, di Fava e di Ambrosoli, e lo scorso anno con i preti di frontiera, quest'anno dedichiamo queste serate ai magistrati che, come c'è scritto qui, dedicano la loro vita per la legalità e nel rispetto della legge, che è uguale per tutti, come dice la Costituzione. Forse meglio sarebbe stato dire, come c'è scritto, almeno questo non so se poi il dottor Tinti lo condivide, quello che c'è scritto sotto la Corte Suprema a Washington, equal justice under law, una giustizia uguale sotto la legge, perché forse la legge deve essere uguale per tutti, non sempre la giustizia. Prima di dare la parola al dottor Tinti e al professor Tomada, devo rubarvi alcuni minuti. Non dovrebbe essere così, perché il presidente di ogni associazione dovrebbe essere molto rapido e non rubare spazio agli altri, però purtroppo non posso. Perché? Perché la nostra associazione è l'associazione per la Costituzione e noi riteniamo doveroso in questo momento difendere i valori dei nostri padri costituenti che hanno lavorato 1 anno e mezzo, dal giugno del 46 al 22 dicembre del 47, per darci questi 139 articoli che riteniamo in questo momento sono messi in forte discussione, per non usare altri aggettivi. E vi dirò 2 date che secondo me sono significative, e sono il 28 maggio di quest'anno. Il 28 maggio di quest'anno JP Morgan, che è una delle banche mondiali che ha creato questo problema, che si è creato dal 2008, assieme a altre, penso Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, Chase, eccetera, si permette di dire quello che segue. A pagina 12 e 13 dice: quando la crisi è iniziata era diffusa l'idea che questi limiti intrinseci avessero natura prettamente economica, ma col tempo è divenuto chiaro che esistono anche limiti di natura politica. I sistemi politici dei paesi del sud, quindi Italia, Grecia, Portogallo, Spagna, e in particolare le loro costituzioni adottate in seguito alla caduta del fascismo, presentano una serie di caratteristiche che appaiono inadatte a favorire la maggiore integrazione dell'area europea. Questo, detto da uno che è un corresponsabile del problema, dal nostro punto di vista è semplicemente inaccettabile. Ma sembra che non sia inaccettabile per il nostro Presidente del Consiglio. Come avete e vi abbiamo evidenziato, nella prima pagina interna praticamente ripete quello che ha scritto JP Morgan, perché lui scrive: e invece opinione largamente condivisa, non si capisce condivisa da chi, forse dai 630 deputati, 315 senatori, ma non crediamo, quantomeno noi, da parte della popolazione, che tale impianto necessiti di essere aggiornato per dare adeguata risposta alle diversificate istanze di rappresentanza e di innovazione derivanti dal mutato scenario politico, sociale ed economico, per affrontare su solide basi le nuove sfide della competizione globale. Ora, cosa c'entri la competizione globale con il cambiamento della seconda parte della Costituzione? A noi non è dato conoscere, perché è intendimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta, cambiare quasi 70 articoli della seconda parte della Costituzione, la seconda parte, titoli 1, 2, 3 e 5.
e dice a metà pagina, evidenziato, le riforme costituzionali rappresentano la priorità più importante da realizzare nell'interesse del Paese. Noi dissentiamo fortemente, noi non riteniamo in alcun modo che sia la priorità più importante da realizzare nell'interesse del Paese. E chiudiamo con le sue stesse parole, ma l'incontrario della prima pagina. Lui dice che se si comincia a discutere, questo è il migliore modo per non fare nulla, ed è la cosa più pericolosa, secondo lui. Secondo noi invece è un auspicio che non facciano nulla. Perché? Voi direte, noi abbiamo dei preconcetti, dei pregiudizi. Questo non è vero, noi abbiamo dei post-giudizi, dei giudizi successivi, perché noi non dobbiamo mai dimenticare la storia. La nostra Costituzione, all'articolo 70, ha 9 parole. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 2 Camere, finito. È di una semplicità totale. La nostra Costituzione è formata nei 139 articoli da 9.639 parole, mediamente 25-30 parole. Ora, i saggi della baita di Lorenzago hanno iniziato a lavorare nel 2003 e poi, con doppi passaggi senza l'articolo 138, hanno partorito questo articolo 70, che è esattamente quello che avrebbero voluto fare se il referendum non li avesse bloccati. Io non arriverò oltre la quarta, quinta riga, ma voi capite che questo dal nostro punto di vista è non accettabile. Leggo solo alcune righe di quello che sostituisce le 9 parole che vi ho detto. Questo sarebbe stato l'articolo 70 della riforma costituzionale del 2005 abrogata nel 2006. La Camera dei Deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie cui l'articolo 117 secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera tale disegni di legge del Senato federale della Repubblica, entro 30 giorni può proporre modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge e conversione dei decreti legge. Non vado oltre. Sono 717 parole, se le contate, che sostituirebbero le 9 dell'attuale articolo 70. Questo è il motivo per cui noi diamo dei post-giudizi, non abbiamo dei pre-giudizi, e riteniamo che la commissione che sta attualmente lavorando, presieduta da Gaetano Quagliariello, ma anche tra gli altri saggi c'è uno dei 4 di Calalzo, Francesco Donofrio, per chi non lo ricorda, ecco che questo secondo noi mette a repentaglio la tenuta della coesione sociale. Per questo motivo abbiamo chiesto a tutti gli associati di firmare, laddove lo ritenessero opportuno e soprattutto giusto, questa lettera che noi abbiamo fatto e che ognuno adesso, se lo riterrà opportuno, potrà appendere a questo albero della Costituzione che noi lasciamo qui e lasceremo anche per i prossimi 2 incontri. La nostra lettera è questa, ognuno la può cambiare, modificare chiaramente, perché è semplicemente una bozza. Con la presente lettera esprimo la mia contrarietà ai lavori inerenti e conseguenti al disegno di legge costituzionale 813 da lei presentato al Senato della Repubblica Italiana il 10 giugno 2013. Nella sua relazione lei afferma che le riforme costituzionali rappresentano la priorità più importante da realizzare nell'interesse del Paese. Questa sua convinzione non rappresenta la visione dei problemi dello Stato italiano che moltissimi cittadini hanno e che, come me, ritengo l'attuale situazione dovuta a una crisi morale dei partiti e degli uomini che in questi anni sono stati interpreti della scena politica. I membri del Parlamento sono stati nominati dalle segretarie dei partiti violando espressamente gli articoli 56 e 58 della Costituzione, che prevedono l'elezione a suffragio universale e diretto. Sono proprio gli stessi articoli che si vuole cambiare ancora prima di attuarli, ad essere espressamente disattesi. I cittadini infatti votano a suffragio universale, ma sicuramente non diretto, giacché non hanno alcuna possibilità di eleggere persone da loro scelte ritenute meritevoli di rappresentarli in Parlamento. Dopo oltre 2800 giorni non è stata ancora modificata la vigente legge elettorale, notoriamente dequalificata con un aggettivo dato proprio da uno dei parlamentari che l'hanno ideata. La prima cosa da fare, pertanto, a nostro avviso, è modificare l'attuale legge elettorale, ridurre il numero dei parlamentari relativi ai emolumenti, senza modificare i quasi 70 articoli della seconda parte della Costituzione, titolo 1, 2, 3 e 5, con il conseguente radicale cambiamento della forma di Stato e di governo che intendono perseguire.
Le altre priorità sono varare politiche economiche per il lavoro, recuperare il gettito derivante dall'evasione fiscale, quantificato in oltre 120 miliardi, eliminare la corruzione stimata in oltre 60 miliardi di euro. Temi che in questi anni non avete neanche lontanamente affrontato. Andrebbe reintrodotto immediatamente il reato di falso in bilancio, mentre quelli di peculato, corruzione, concussione, evasione fiscale dovrebbero, nei casi più rilevanti, raggiungere pene detentive di almeno 15-20 anni, poiché sono reati socialmente distruttivi del tessuto connettivo di una società, di una civile collettività occidentale. In Italia di fatto non esistono in prigione colletti bianchi. Spero che queste e moltissime altre lettere di tenore simile possano affermare la determinazione evidenziata nel modificare la Costituzione. Ritengo che modificare la Costituzione sia un terreno facile per trovare consenso fra i partiti, per spostare il focus dei problemi, per prendere tempo e procrastinare decisioni importanti, come avete fatto negli ultimi lustri. Molti ritengono che la Costituzione sia inadeguata, ma le chiedo, è la Costituzione ad essere inadeguata o lo sono i partiti e i politici che non la rispettano e non la applicano con grandissima preoccupazione? Invito tutti coloro che vogliono appendere la ricevuta della raccomandata che hanno spedito a Enrico Letta a farlo stasera e poi le prossime volte all'albero della Costituzione. Se c'è qualcuno. Se volete dire i nomi. Francesco Losciuto e Nelly Barazzotti. Valerio Manzioni. Manzione Paolo e Manzione Alessandro. Ho detto non ci sto. Nerina Leonardo. In dissenso. Sandro. E questo all'inizio, speriamo che possa proseguire sia il 22 di novembre, il secondo incontro, che il 24 gennaio. Ora cedo la parola al dottor Bruno Tinti, velocemente lo presento, è stato per moltissimi anni procuratore in Piemonte, ha finito la sua carriera come procuratore aggiunto a Torino, attualmente è iscritto all'ordine degli avvocati e anche giornalista del Fatto Quotidiano, e intervisterà il dottor Bruno Tinti il professor Walter Tomada. Buon lavoro. Bene. Allora, grazie a tutti, grazie di essere qui, grazie a Paolo e all'Associazione per la Costituzione per l'invito e per il privilegio di poter incontrare e sottoporre un interrogatorio, insomma, qualcuno che agli interrogatori è ben più abituato di me, perché come avrete potuto, insomma, leggere dalla biografia che mi è stata distribuita, ma insomma, come si sa, perché il personaggio non ha gran bisogno di presentazione, è un personaggio che mette già in imbarazzo a partire dall'appellativo, come dobbiamo chiamarla? Professore, dottore, giudice, avvocato? Dottore. Allora, io inizierei da una piccola, come dire, abbiamo un ospite qua su. Il mio cane è bravissimo, lo porto sempre con me, non si vede e non si sente, patisce gli applausi, infatti sta mogugnando, quindi magari un applauso. Grazie. Allora, io partirei in questa discussione chiamando in causa soprattutto la capacità del dottor Tinti come analista, che è approfondibile da tutti voi in questo libro
molto molto interessante che si chiama La rivoluzione delle tasse e che parla, come parleranno tutti gli incontri di questa serie che andiamo a iniziare oggi, anche delle regole, e cioè delle regole che stanno alla base del sistema della convivenza civile, la prima delle quali lui inizia addirittura dalla citazione della rivoluzione americana e del principio del no taxation without representation, cioè nessuna tassazione giusta se imposta a una base sociale che non è rappresentata. Ebbene, dal punto di vista delle regole, lui vi presenta un sistema che evidentemente, come è sotto gli occhi di tutti, è un sistema che in questo momento in Italia fa acqua da tutte le parti. Ma la prima provocazione che io volevo lanciargli è relativa alle ultimissime vicende, no? Di questo sistema fiscale che si sta, anziché semplificando, complicando sempre di più. Noi sappiamo che avevamo una tassa chiamata IMU, poi questa IMU è stata, insomma, cancellata, ti vedo non ti vedo, l'arte della seduzione politica ha ceduto il posto all'arte dell'incertezza e oggi questa IMU sulla prima casa non esiste più, ma questo da molti, come dire, teorici anche della fiscalità generale oltre che della politica non è considerato un bene. Oggi Stefano Rodotà sulla Repubblica mi ha fatto ricordare una sua affermazione in questo libro. Dice Rodotà, questa mancata progressività dell'imposta mina lo stesso principio di uguaglianza. Questo infatti non è violato esclusivamente quando vengono trattate in modo difforme situazioni identiche. Lo è anche quando si trattano in modo uguale situazioni tra loro diverse, come può essere quella di un ricco possessore di appartamenti o ville di lusso e quello che ha la sua casetta guadagnata con una vita di sacrifici in monolocale. Allora, di fronte a queste modifiche tributarie, l'articolo 53 della Costituzione dice tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva. Che fine fa? Secondo me ci dà... Mi sentite? Così mi sentite meglio? Secondo me ci dà una premessa molto sconfortante. Il tempo in cui ci si chiedeva se una legge era giusta o no, e nel caso non lo fosse si identificavano gli errori, si collaborava per migliorarla, è finito. Oggi, direi quanto tempo c'è il governo Letta? 4 mesi? Da 4 mesi quel tempo è finito. Oggi non si fanno leggi che abbiano un contenuto razionale, che rispondano ad esigenze di efficienza o ad esigenze etiche. Si fanno le leggi che consentono la sopravvivenza di un accordo politico imposto dall'alto. L'esempio tipico è stata l'abolizione dell'IMU. Si può discutere IMU giusta, IMU sbagliata, come applicarla, come regolamentarla. Nessuno ha fatto questo, semplicemente si è pagato Berlusconi il prezzo del suo appoggio al governo, perché siccome Berlusconi aveva promesso in campagna elettorale che l'IMU sarebbe stata abolita, l'IMU è stata abolita. E la prova è che in realtà non c'è nessun risparmio per il contribuente, perché poi è stata immediatamente sostituita da un profurio di altre imposte che sono chiamate con le sigle più improbabili, che io mi sono rifiutato di seguire, che alla fine hanno aggravato il peso fiscale che grava su ognuno di noi. Ma, ripeto, ogni scelta è stata e verrà fatta in funzione degli accordi. L'esempio tipico lo abbiamo in questi giorni. Perché il cancelliere non si dimette? Non si dimette perché il governo deve rimanere in piedi e perché se il ministro della giustizia sparisce
Sì, forse è meglio. Si apre una lotta per la successione che chissà che cosa provoca alla permanenza del governo. Perché a suo tempo Alfano non venne buttato fuori a calci dopo aver consentito che Shalabayeva e sua figlia venissero sequestrati sul territorio nazionale con un progetto eseguito sotto le direttive dell'ambasciatore kazako che si era installato nel Ministero degli Interni? È una cosa incredibile, no? Eppure tutto questo è avvenuto e Alfano è rimasto lì. Perché? Perché se si faceva fuori Alfano dal Ministro degli Interni, il PDL avrebbe levato il suo appoggio al governo e tutto sarebbe caduto. Perché nessuno ha avuto niente da dire quando il Presidente della Repubblica manteneva rapporti con Mancino, indagato per falsa testimonianza nell'ambito del processo della trattativa Stato-mafia? Attenzione, che la trattativa ci sia stata o no, che Mancino sia innocente o no, non c'entra niente. Il Presidente della Repubblica non mantiene rapporti con gli indagati, anche se poi saranno riconosciuti innocenti. Fino a quando non sono riconosciuti innocenti, il Presidente della Repubblica gli dice: abbi pazienza, siamo stati amici, ma adesso il mio ruolo mi impedisce di avere con te i rapporti che avevamo prima. Perché nessuno poteva opporsi al Presidente che svolgeva un ruolo di garanzia che era indispensabile in mancanza di un'alternativa politica reale. Tant'è vero che poi è stato rieletto per dar luogo a questo governo. Tutto questo per dire che oggi il lavoro di critica sulle leggi è reso in un certo senso più facile, in un altro senso più difficile, perché è facile individuarne gli errori, è facile dire quello che si dovrebbe fare, è difficile attribuire alle scelte, anzi è difficile interrogarsi, avere un atteggiamento di dubbio sulle scelte fatte dalla politica, cioè è difficile chiedersi: ma perché hanno fatto questo? Che ragione ci può essere? Hanno fatto bene? Hanno fatto male? Non hanno fatto né bene né male, hanno fatto quello che gli serviva per rimanere in sella, punto. Detto questo, torniamo brevemente all'IMU, che era l'oggetto della domanda. Allora, si risponde in maniera abbastanza rapida. Noi siamo un paese in cui c'è un'evasione fiscale che la Corte dei Conti valuta pari a 160 miliardi di euro all'anno. La grandezza di questa cifra la si percepisce meglio quando si pensa che il gettito fiscale dato dall'IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche, non arriva a 150 miliardi. Quindi noi abbiamo un'evasione fiscale superiore al gettito fiscale dato dall'imposta delle persone fisiche. È evidente che fino a un anno fa, fino al governo Monti, la lotta all'evasione è stata inesistente nel nostro paese e che quindi, pressati dalla crisi sull'orlo della bancarotta, qualcosa per trovare soldi bisognava farla. Siccome non si riusciva a recuperare soldi da una corretta imposizione fiscale sulle persone, perché l'evasione fiscale mangiava, come ho detto, 160 miliardi all'anno e l'ha sempre mangiati, non restava che rifarsi a imposte di natura patrimoniale. Qual è la differenza evidente, banale, tra l'imposta sul reddito e l'imposta patrimoniale? Che l'imposta sul reddito può essere evasa, come infatti è evasa, visto che ci sono 160 miliardi di evasione fiscale. L'imposta patrimoniale non può essere evasa entro certi limiti, perché il patrimonio, il bene, è lì, è alla luce del sole, bisogna solo identificarlo. Perché ho detto entro certi limiti? Perché è di questi giorni finalmente la fine del rilievo aerofotogrammometrico, cioè insomma hanno fatto le fotografie dall'alto del patrimonio immobiliare italiano e hanno scoperto la bellezza di 1.100.000 abitazioni non censite. Quindi anche l'imposta patrimoniale si evade, perché siccome deve gravare questo tipo di imposta patrimoniale
sugli immobili, nel momento in cui ne abbiamo più di 1 milione che nessuno sa che ci sono, ecco che anche lì c'è un'evasione. Da adesso in avanti sappiamo che ci sono, vedremo che cosa se ne farà. Però degli immobili esistenti, quelli ci sono e su quelli bisogna pagare le imposte. Cioè è un tipo di imposta che non si presta, salvo quello che ho detto prima, all'evasione. Dunque l'IMU. L'IMU ha una sola ragione pratica. Ci fregate i soldi tutti i giorni dicendo che non avete avuto ricavi, che non avete avuto utili, che non avete avuto incassi, beh, la casa c'è. Sulla casa dovete pagare l'imposta. In tempi di crisi l'imposta patrimoniale è necessaria. Attenzione, in tutti i manuali di diritto tributario e di economia politica si studia che le imposte di natura patrimoniale sono una distruzione di ricchezza, perché in realtà tassano 2 volte il bene, una volta tassando il reddito risparmiato per produrre il bene e la seconda volta tassando il bene pagato con quel reddito. Quindi in linea generale, per ragioni economiche, l'imposta patrimoniale, dunque l'IMU, non sarebbe una buona cosa, lo diventa quando si ha l'acqua alla gola e si è sull'orlo del fallimento. Servono soldi, visto che i cittadini evadono, andiamo a prenderli dove è meno possibile che evadano. Naturalmente poi a questo punto va modulata. È ovvio che, fermo restando che dal mio punto di vista, ma vale quello che vale, è giusto che la paghino tutti, qui è chiaro che una progressività marcata si impone. Una cosa è pagare l'imposta su un appartamento di 2 stanze di 60 metri quadri e altra cosa è pagarla su una villa di 3, 4, 5 piani, no? E certo, e questa sua obiezione, così finisco, è dovuta proprio a quello che io ho detto nella mia premessa. Perché non sarà così? Perché in realtà vengono esentati tutti con l'abolizione dell'IMU? Perché Berlusconi ha promesso l'abolizione dell'IMU, ma in realtà questa abolizione a chi faceva gioco? Alla classe più ricca, a quella che è tradizionalmente nel suo bacino elettorale, perché adesso qui è diventata una questione ideologica e con l'IMU ce l'hanno tutti, però guardate che per le case di minor valore si parlava poi di 100-120 euro all'anno, cioè non è che nessuno faceva la fame perché pagava l'IMU sulle piccole realtà immobiliari, invece alle persone molto ricche scocciava parecchio di pagare migliaia di euro sulle residenze di lusso, ed è qui che doveva essere mantenuta la promessa di Berlusconi, ed è qui che Berlusconi ha fatto il ricatto al governo: o voi le abolite per tutti, perché è chiaro che non si poteva abolire per i ricchi e lasciarla per i poveri, oppure io faccio cadere il governo. Il risultato è stato questo, con la sostituzione dell'IMU con una tassa che colpisce naturalmente i più poveri. Lei comunque sostiene che questo non funzionano contemporaneamente. Allora, lei comunque sostiene nel libro che esiste una sorta di patto scellerato tra lo Stato e gli evasori, insomma, e che in realtà la politica è fatta in massima parte, nella sua rappresentanza massima in Parlamento, di quello stesso popolo delle partite IVA che alla fine lei dimostra con i dati alla mano, al quale ha affidato il buon cuore di pagare le tasse, perché l'88% lei dice dei no, non lo dice lei, lo dice l'Agenzia delle Entrate, è la verità, ma l'88% dei contribuenti in Italia sono dipendenti o pensionati, quindi tassati alla fonte, e questi pagano il 93% del gettito, quindi non c'è corrispondenza da questo punto di vista. Allora lei fa anche una galleria proprio di tutte le scorciatoie che permettono a chi può, attraverso false dichiarazioni, false contabilità, false fatturazioni, cioè c'è una casistica perfettamente riscontrabile e rintracciabile, ma
Come si può mettere all'angolo questo tipo di situazione? Beh, cominciamo dall'inizio del suo discorso. Se fossimo in procura e se si decidesse se una persona ha commesso un reato oppure no, in presenza del tipo di prove che adesso elenco con riferimento alla frode fiscale compiuta dal popolo dell'IVA, non avremmo dubbi, diremmo ma certo che lo mandiamo a giudizio, il giudice direbbe ma certo che lo condanno, è soffocato, sommerso dalle prove. Come dicevo, ci sono 150 miliardi all'anno mal contati di gettito fiscale, sto parlando dell'IRPEF. Di questi 150 miliardi, l'88%, e quindi circa 132 mi pare, insomma, viene pagato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, che costituiscono l'88% di 46 milioni di contribuenti. Quindi 46 milioni di contribuenti pagano 150 miliardi, 135 sono pagati da 38 o 39 milioni di contribuenti che sono lavoratori dipendenti e pensionati. Qual è la caratteristica giuridico-fiscale di questa categoria di persone? Che non sono loro a determinare l'imposta e a versarla, è lo Stato che gliela prende. È esperienza di qualsiasi pensionato, di qualsiasi lavoratore dipendente, che quando gli arrivano il salario, la paga, lo stipendio, la pensione, i soldi che prende sono già decurtati dell'imposta. Un operaio Fiat non guadagna 1.200 euro, ne guadagna circa 2.000, ma in busta paga ce n'ha 1.200, perché il datore di lavoro sostituto d'imposta per legge gli preleva i soldi prima e li versa lo Stato. Quindi questa categoria di persone non ha la possibilità materiale, non giuridica, materiale di evadere. Probabilmente vorrebbero pure farlo, ma non possono, perché proprio i soldi glieli prendono prima. Come evadono una piccola parte, insignificante ai fini della descrizione del problema, anche se gli evasori del popolo dell'IVA ci battono molto sopra, evadono con il nero, l'operaio in cassa integrazione che fa l'imbianchino e ovviamente non fa fattura. Ma voi pensate che sono questi i lavori che sottraggono all'erario 160 miliardi di euro all'anno? Evidentemente no. Se imbiancarla di pareti. Ecco, allora, a fronte di questi 88, a fronte di questi 35 milioni di contribuenti, ci sono 9 milioni di lavoratori autonomi, il popolo dell'IVA, professionisti, commercianti, artigiani, piccoli imprenditori, quelli che conosciamo bene. Per loro il principio giuridico, la legge, prevede un sistema tutto diverso. È la cosiddetta autotassazione. Dice lo Stato, fai i conti tu di quello che hai incassato nel corso dell'anno, applica le aliquote che la legge prevede e dammi tu, con la tua dichiarazione, i soldi che mi devi a titolo di imposta. Quindi in buona sostanza dice al contribuente determinati l'imposta e pagala, che è un ottimo sistema, solo che questi dicono le bugie, mentono. E perché io dico che questi dicono le bugie e non altri? Perché gli altri non possono mentire, l'abbiamo visto prima. Se abbiamo 160 miliardi di evasione, visto che 35 milioni di persone sappiamo che non possono mentire, dobbiamo per forza prendercela con gli altri 9 milioni. Non c'è una via razionale che mi dice no, ma forse è stato qualcun altro. Se nella stanza dove c'è il morto uno c'ha il coltello sanguinante in mano e ha lasciato il suo DNA sul morto e altri 3 sono puliti e sono appena entrati, con chi volete che me la prenda? Con quello che ha il coltello sanguinante in mano.
Questo ricorda qualcosa? Questa cosa. Evidentemente. Allora, di fronte a questa situazione, aspetti però, mi faccia recuperare la sua domanda, perché questa era solo Sì, una premessa. allora la domanda è cioè, come se ne esce di tutto questo? Allora, di fronte a questa situazione, che è molto più grave di così, perché i 160 miliardi di evasione sono calcolati dalla Corte dei Conti, ma l'Eurispes ha fatto un calcolo molto banale. Ha preso tutte le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, regione per regione, e ha sommato il reddito dichiarato. Proprio un conto banale. Quanto ha dichiarato come reddito ogni contribuente? Tot, hanno fatto le somme. Poi hanno fatto la somma di tutto quanto speso nell'anno. Sapete qual è stato il risultato? Il reddito dichiarato è stato pari a 250 miliardi di euro. Poi, ovviamente, questo parliamo di lordo. I consumi sono stati di 750 miliardi di euro. La domanda è: dove l'hai presi i soldi? Nero. Se tu stesso dichiari 250 e spendi 750, qualcuno avrà avuto dell'eredità, qualcuno ha vinto al gioco, ma la maggior parte delle persone ha incassato somme che non ha dichiarato. Secondo questo calcolo, secondo l'Eurispes, l'evasione fiscale arriva a oltre 300 milioni di euro, perché un nero di 500 milioni più o meno significa 250 miliardi di evasione fiscale. Come si esce da questa cosa? Fino al governo Monti Non c'era speranza. no, l'unica possibilità era la patrimoniale, che anche questa era in realtà, come abbiamo visto, un palliativo, perché avevamo 1.100.000 euro e 100.000 immobili non censiti, perché nelle case delle persone c'erano quadri, collezioni di gioielli e automobili prese al leasing o intestate a società di comodo. Quindi tutti questi patrimoni in realtà non erano conosciuti dallo Stato. Quindi anche con le patrimoniali i soldi che si incassano sono relativamente pochi. Dal governo Monti in avanti la strada dell'accertamento e della repressione è diventata più facile. Magari più tardi spieghiamo perché. E come? Però, dico da subito questo, è la terza volta, no, che parlo del governo Monti, pensateci, perché con il governo Monti l'accertamento e la repressione dell'evasione fiscale hanno un impulso che non c'è stato sotto i governi precedenti e che non c'è oggi? Lo vediamo con il governo Letta, che intanto abroga l'IMU e mette altre imposte che continuano a gravare sulla categoria dei pensionati e dei lavoratori dipendenti, semplicemente perché la frode fiscale è merce di consenso elettorale. I politici, è il male della democrazia, non sostituibile con nessun'altra forma di governo naturalmente, ma i politici in democrazia cercano consenso. Alle prossime elezioni devono essere eletti, tanto più in Italia, dove fare politica è un mestiere per guadagnare quattrini e godere di potere. Il politico ispirato che ha voglia di occuparsi degli affari degli altri è una merce rarissima. Questi hanno proprio bisogno di essere eletti, perché se no molti dovrebbero tornare a lavorare, che è faticoso, e molti altri non saprebbero nemmeno che fare. E quale politico viene eletto dopo che ha proposto e ha fatto attuare leggi che reprimono l'evasione fiscale nel nostro paese? Nessuno. Non è un caso che Berlusconi ha il successo che ha. Che cosa promette in realtà? Fate tutto quello che vi pare. La casa delle libertà, il popolo delle libertà. No? Ma a proposito di questo, insomma, lei fa una descrizione che
è molto interessante, abbastanza evidente, se uno ha un po' di autoironia e di ironia anche un po' ridicola, dei bastoni tra le ruote che vengono messi a chi ha voglia di controllare, a chi si dà da fare per insomma, mettere a posto le cose. A me ha fatto molto ridere una vicenda in cui insomma, lei ha persino precettato una serie di vigili urbani per andare a verificare delle dichiarazioni. Ci può raccontare brevemente cosa è successo? Questa però è preistoria, è abbastanza divertente. Voi dovete sapere che fino al 1982, tanto tempo fa, ma non tantissimo, non esisteva in Italia una legge effettiva per reprimere l'evasione fiscale. Nel senso che c'era la cosiddetta pregiudiziale tributaria, che significava che prima bisognava che tutto il procedimento tributario venisse esaurito, quindi accertamento di imposta, opposizione, commissione di primo grado, commissione di secondo grado, commissione tributaria centrale, c'era allora, Cassazione. Quando e se alla fine di tutto questo procedimento veniva accertata un'evasione fiscale, allora si poteva cominciare il processo penale, che naturalmente non cominciava mai perché in genere l'evasore era morto, perché un procedimento di questo genere prendeva dai 15 ai 20 anni. Nel 1982 finalmente, non so nemmeno perché non c'era un bisogno, erano i tempi della DC, c'era il ministro Formica, le vie del consenso passavano per altre strade, ma forse proprio per questo, perché non avendo timore di elettorato in fuga, qualcuno si è messo una mano sulla coscienza. Insomma, fanno una legge che venne chiamata pomposamente manette agli evasori. Gli unici ammanettati furono i poveri cittadini di Torino, dove io lavoravo, perché in tutta Italia non venne mai applicata questa legge, che prevedeva che si potesse cominciare subito il processo penale. Evasione d'imposta? Ok, cominciamo il processo. Era l'applicazione, venne chiamata, della teoria del doppio binario, procedimento tributario da una parte, contemporaneamente processo penale dall'altra. E allora io così da sempre mi ero specializzato in materie economiche, societarie, tributarie. A me il diritto penale comune, i morti ammazzati, la criminalità organizzata non interessavano. E così mi venne in mente, avevo anche alcuni colleghi simpatici con cui andavo molto d'accordo, ma scusa, allora il ministro delle finanze era diventato Visentini e qui c'è una grande evasione fiscale. Visentini, il ministro, ha appena pubblicato un libro in cui dice che ci sono tanti evasori, che l'Italia è sull'orlo della bancarotta per colpa dell'evasione fiscale, tutte le cose che si dicono oggi e che si dicevano nel 1983. Cerchiamoci di questi evasori. E quindi, molto ingenuamente, scrivemmo all'Agenzia delle Entrate di Torino, perché noi solo per Torino eravamo competenti. Per piacere, mandaci le dichiarazioni dei redditi che sono state presentate dai contribuenti torinesi nell'85, eravamo arrivati a quel punto all'85, per l'84. La risposta dell'Agenzia delle Entrate fu: non lo possiamo fare. Come non lo potete fare? È scaduto il termine, tutti quanti l'hanno presentate. Sì, ma sono ammucchiate negli scantinati in attesa di essere esaminate. Io allora non sapevo niente, ero proprio l'ultimo arrivato. Dico: come in attesa di essere esaminate? Sì, perché siccome per esaminare la dichiarazione dei redditi abbiamo 5 anni di tempo, noi ragioniamo così. E beh, ci sono ancora 5 anni. Siamo nell'85, adesso stiamo esaminando quelli del 79-80. L'anno prossimo ce ne sono ancora 4. Stiamo esaminando l'81. L'anno prossimo ancora ce ne sono ancora 3. Oh Madonna, solo 3. L'anno prossimo 2. Beh, cominciamo a metterle in ordine.
ma ne parleremo nell'88. Per il momento noi non siamo in grado di darvi niente. Era una delle ragioni per cui conviene evadere, no? Ancora oggi è così. L'Agenzia delle Entrate esamina le dichiarazioni 3-4 anni dopo il momento in cui sono state presentate. Voi oggi, se ricevete sfortunatamente un accertamento, lo ricevete con riferimento all'anno 2010, se va male, e 2009 secondo le norme. Il 2013 sarà esaminato probabilmente nel 2016-2017. Siccome pagare oggi è diverso che pagare nel 2017, se vi prendono, ecco perché la maggior parte della gente non paga. Comunque, tornando alla storia, che facciamo? La dichiarazione andava presentata in doppia copia, una all'Agenzia delle Entrate e una al Comune. E allora io dissi, ma andiamola a chiedere al Comune. Ma anche il Comune aveva lo stesso problema, per lui ancora più giustificato. Erano messe tutte in sacchi della spazzatura, quelli neri, ma nemmeno messi in fila, proprio come arrivavano, ammucchiate, nello scantinato. Però il sindaco era uno simpatico, intelligente, era Diego Novelli, che era del Partito Comunista, allora c'era il PC, Diego Novelli, ve lo raccomando, adesso di qualsiasi idea siate, ha scritto un libro divertentissimo, Come era bello il mio PC, c'è da ridere leggendolo. E allora gli andammo a dire, ma non potremmo aprirli noi questi pacchi? Io ci metto tutta la Guardia di Finanza che ho in ufficio, 5 brigadieri, e tu ci metti un po' di vigili urbani e ci mettiamo lì. Qualche mese tiriamo fuori tutto, lo organizziamo, facciamo un database. Allora io ero malato di informatica giudiziaria, lo sono stato tutta la vita e ho fallito anche in questo perché non è successo mai niente di buono, ma mi sembrava che l'informatica giudiziaria potesse essere una risposta ai guai della giustizia, alla lentezza, no? Organizziamoci, miglioriamo, eccetera, eccetera. Creiamo un database, nome, cognome, professione e reddito dichiarato. Tutto qui. Poi cominciamo a vedere. E lui ci dette 4 vigili e noi cominciamo a fare questo lavoro. Naturalmente gli oppositori, quelli che strillano alla violazione della privacy, al sconfinamento dai compiti istituzionali, erano arrabbiatissimi e anche spaventati e denunciarono il sindaco per peculato dei vigili, cioè dissero che aveva sottratto i vigili alle loro competenze istituzionali. Vedete la premessa, di giuridico qui non c'è niente, il peculato riguarda le cose, il peculato lo fa il pubblico ufficiale che si frega il computer che ha sulla scrivania, se lo porta a casa per usarlo per scopi personali. Non si può fare il peculato delle persone. Ma non si indietreggia di fronte a niente, no? Noi lo vediamo adesso con i pareri pro veritate che dimostrano che Berlusconi non deve decadere giuridicamente, non valgono manco la carta su cui sono scritti, ma ormai siamo così abituati a discutere di tutto che non importa quello che diciamo, l'importante è discutere e rinviare. Vabbè. Fatto sta che con questi vigili mettemmo in piedi questo database e io feci un conto, quanti processi possiamo fare? 5 sostituti, 5 brigadieri, 4 vigili urbani, 500. E così facemmo 250 commercianti e 250 professionisti. E trovavamo un sacco di soldi, perché perquisivamo dappertutto, mettevamo in prigione le persone, ci mandavano i testimoni falsi, no? Perché la moda era, sì è vero che in banca ho 1 miliardo di lire più di quello che ho dichiarato, ma è un prestito di mia zia. Allora noi chiamavamo la zia, ma è vero che hai prestato 1 miliardo di lire a questo? Sì, è tanto bravo, bravo, mi porta sempre la domenica i cioccolatini. Ma lei costosi, dove li prendeva? Erano i miei risparmi. E lei che lavoro faceva? Io ero pensionata alle poste
E dove li teneva? In quale banca? Ah, sempre sotto il materasso. E allora veniva arrestata, che voleva dire allora si poteva fare. Oggi tutto questo non si può più fare. L'arresto per falsa testimonianza significava che, cioè, signora, guardi, lei è arrestata, vada nella stanza qua vicino, sorvegliata dal brigadiere, poi fra 2 ore ci riparliamo. 2 ore dopo tornava, ma è proprio sicura, guardi che sì, è vero, ma sai, è tanto bravo, mi ha pregato di dire questo. Andammo avanti per 1 anno e poi uscì l'amnistia per i reati finanziari. Beh, allora, dove non arriva l'amnistia arrivano i condoni, no? Quindi quando non ci sono più soldi lo Stato, come dire, nella logica del meglio un uovo oggi che una gallina domani, io ho scoperto delle cose molto interessanti leggendo questo libro che non mi erano note, cioè che nella mia vita, io ho 40 anni, no? Negli ultimi 40 anni sono stati fatti 7 condoni e 3 scudi fiscali, ed era una cosa di cui non avevo idea, perché è una quantità inverosimile di, 1 ogni 3 anni e mezzo di provvedimenti, no? Ora, in tutto questo periodo però in realtà con questo strumento si è recuperato molto poco, a parte 60 miliardi a parte che l'evasione di lire, sì, e quindi insomma gli euro sono quasi ridicoli. Allora, a parte che anche un'altra cosa ho imparato di interessante, che come dice con ironia il dottor Zinti, già le evasioni fiscali di Valentino Rossi e di Pavarotti permetterebbero di costruire un paio di ospedali da soli, no? Però al di là di questo noi riusciamo in capolavori assoluti che sono anche, cioè, dimostrano anche la stortura del sistema. Ad esempio il condono tombale del 2002, quello di Berlusconi-Tremonti, alla fine non è stato nemmeno pagato, cioè chi ha avuto condonate le somme nel 2002 ha evaso cioè ha evaso l'evasione, cioè, per cui siamo al ridicolo, alla farsa. Vedete, adesso qui è meglio fare un discorso di carattere generale. Il condono è proprio una sciagura. In linea generale, per quanto riguarda l'Italia in particolare, quella cosa che vi ho detto prima del processo tributario è vera ancora oggi. Oggi funziona così. La Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, fa un'indagine. Prendiamo il redditometro. Il redditometro significa solo che è un sistema per dire abbiamo 50 milioni di contribuenti, che facciamo? Visto che la percentuale di accertamenti sul territorio nazionale è pari al 10%, guardate che girando questa affermazione, questo significa che nel 90% dei casi il contribuente sa che nessuno lo controlla. È come prendere il gratta e vinci sull'autostrada e avere il 90% di probabilità di vincere. Voglio dire, chi è che rinuncia ad evadere col 90% di probabilità di farla franca? Se può evadere, nessuno. E infatti non rinuncia nessuno. In quel 10% ci vanno tutte le risorse dello Stato. Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate hanno risorse per controllare 10 contribuenti su 100. Il redditometro serve a questo. Come li scelgo questi 10? Aghi, inoltre, galline, no? Oppure in base al redditometro individuo quelli che è più ragionevole pensare che hanno evaso. Non è detto che hanno evaso, ma se devo indagare, vado a indagare dove ho più probabilità di trovare qualcosa. Allora, si fa questo accertamento, all'esito del quale l'Agenzia delle Entrate chiama il contribuente e gli dice: guarda, abbiamo, secondo noi, ha evaso 500.000 euro. Concilia, ci mettiamo d'accordo, ma si mettono d'accordo, fine. Spesso si mettono d'accordo perché in realtà il contribuente sa che ha evaso molto di più. Gli conviene pagare 500, facciamo 2,50, perché se vanno avanti magari gli trovano 1 milione. Ma molti fanno un discorso completamente diverso e dicono, e hanno ragione,
io non pago, faccio ricorso, aspetto l'accertamento che arriva dopo 3 mesi, attenzione, qui stiamo parlando dei redditi conseguiti 3 anni prima se fa male per il contribuente. Nel 4º anno faccio, quindi per 4 anni non ho pagato niente e ho usato i soldi per fare qualche altra cosa, magari per investirli in banca, ma mi danno poco ormai, ma insomma. Faccio ricorso alla commissione tributaria di primo grado, io ho fatto il presidente di sezione di commissione tributaria di secondo grado. In primo grado dal ricorso, il ricorso viene discusso 2 anni dopo. 3 anni prima dell'accertamento, 1 anno di contenzioso fra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente fa 4, 2 anni in commissione tributaria di primo grado fa 6. Supponiamo che la commissione tributaria di primo grado dia torto al contribuente. Appello in secondo grado, 3 anni prima che si discuta, e siamo a 9. Se ancora gli dà torto, 3 anni per la Cassazione. Siamo a 12 anni garantiti prima di dire vabbè, devo pagare. Vero, a quel punto paghi le sanzioni, che possono essere pari a 2 volte, al doppio, insomma, 1 milione di euro accertati, 2 milioni di euro da pagare. Più gli interessi. Sì, sanzioni e interessi in genere cubano la stessa somma dell'evasione. Ma la maggior parte della gente, ripeto, o si ferma prima o comunque, questa è la mia esperienza, vedono falcidiato notevolmente la pretesa dell'agenzia nel corso del giudizio. È rarissimo che succeda che la pretesa dell'Agenzia delle Entrate venga confermata nella sua integralità, anche perché va detto che l'Agenzia delle Entrate non è che in genere lavori molto bene. Quindi tutto sommato conviene non pagare e rinviare nel tempo. Ci sono eventuali sanzioni di natura penale. Tanto per cominciare, le sanzioni di natura penale sono sottoposte a una soglia. Non si può fare un processo penale se l'imposta evasa non è superiore, all'inizio era 100.000 euro, pensate un po', adesso è a 35.000 euro. Questo vuol dire che un'evasione, un nero di 70.000 euro, che dà un'imposta più o meno di 35.000 euro, evasa, non è penalmente rilevante. Non è poco, evadere 70.000 euro, avere un nero di 70.000 euro all'anno. Se si fa il processo, i tempi medi del processo penale sono 8 anni, primo grado, indagini, primo grado, secondo grado e Cassazione. Ma attenzione, questi tempi sono calcolati sui processi di criminalità comune. I processi di natura economica, societaria e fiscale sono molto più lunghi, per un motivo banalissimo. La stragrande maggioranza dei giudici non ne capisce niente e quindi non ha voglia di farli. Quando in una sezione arriva un processo per frode fiscale è una tragedia. Sono volumi e volumi alti così, fatture false, indagini bancarie, rogatorie, e non è un processo semplice, che poi quando va bene si conclude con una pena a 1 anno e 2 mesi di reclusione, cioè con la condizionale. Quindi a livello penale la minaccia della sanzione è molto modesta. In questa situazione dobbiamo recuperare quel dato dei 5 anni, perché ogni 5 anni io ho guadagnato 1 anno. Oggi, 2013, l'evasione che ho fatto nel 2007 non me la prende più nessuno. Nel 2014 avrò salvato il 2008. Dobbiamo calcolare il condono. La media dei condoni e degli scudi fiscali è stata di 1 ogni 3 anni e mezzo. Siccome noi sappiamo che l'Agenzia delle Entrate prende in esame la dichiarazione nel 4º o, se va male per il contribuente, nel 3º anno,
le probabilità di incappare in un condono a 3 anni e mezzo sono elevatissime. Allora, unendo la decadenza dei 5 anni e il condono probabile di 3 anni e mezzo, io ho una finestra di sfiga di 3 anni mal contati, che devono essere ancora rapportati al 10% di probabilità di essere accertato. Ragazzi, evadere è un affare. Certo, evadere è un affare, anche perché ci si mette di mezzo spesso quella tendenza al particolare che già da Machiavelli in poi, come dire, è una delle caratteristiche degli italiani, cioè l'italiano pensa sempre comunque al suo tornaconto, vive a campare, quasi come non esistessero gli altri. Allora, in realtà, però, quando si parla di evasione, dietro le fatture non pagate, dietro le fatture con l'IVA evasa, dietro tutto questo stanno anche i, tra virgolette, consumatori, quelli che non dovrebbero in realtà avere se non un minimo interesse a poter insomma, sviluppare questo tipo di discorso. Invece poco tempo fa addirittura a Report Dennis Verdini ammetteva tranquillamente di aver intascato 800.000 euro da un costruttore siciliano in nero, perché la risposta è: ma è una cosa normalissima, in Italia si fa così. Quindi io le faccio un esempio mio familiare, no? Io ho mio zio che 50 anni fa si è preso da qui ed è andato a vivere, a lavorare in Germania. Ha fatto 50 anni là, vive là, e mi dice sempre, quando discutiamo ovviamente Germania e Italia, insomma, le mie cugine, sue figlie ormai sono tedesche a tutti gli effetti, e mi dice sempre, quando insomma, discutiamo della differenza tra l'Italia e la Germania, lui mi dice: la differenza è una sola. Qui da me, se io so che il mio vicino di casa evade le tasse, vado subito a denunciarlo. In Italia vi chiederei come fa. Allora, come si può creare questa riprovazione sociale? Come si può recuperare il senso della vergogna rispetto al fatto che quello che noi non paghiamo è qualcosa che è sottratto agli altri, alla collettività, e rispetto al fatto che gli altri comunque siamo noi, in un certo senso? Beh, le racconto un aneddoto anche io, parlo del libro. E a un certo punto, nel corso della mia attività di repressore fiscale, che è durata tanti anni, io in realtà poi non è che ho finito la carriera nel 2008, i magistrati hanno questo particolare trattamento per cui più diventano vecchi e presumibilmente un po' rimbambiti, meglio vanno, e quindi possono restare in servizio fino a 75 anni. Ma io nel 2008 ne avevo proprio fino a qua, e quindi dopo, nel 2008 io sono nato nel 42, quindi 66 anni, e me ne sono andato. Durante tutto questo periodo ho fatto anche tanti processi per evasione fiscale, e acchiappai un medico, un oculista, professore universitario, uno di alto livello, che faceva fuori, evadeva 200.000 euro all'anno, che voleva dire più o meno 400.000 euro di nero, no? Ora, il guaio di questi processi, è anche per questo che si crea in Italia questa situazione di cui lei ha parlato, no? Di come fai, e di quella di cui ho parlato io, evadere conviene, è che le pene sono ridicole, non succede niente. Fare un processo per frode fiscale in Italia è come celebrare la messa, è un rito che tutti i credenti conoscono dal momento in cui entri al momento in cui esci. Sai che ti danno una comunicazione giudiziaria, ti chiedono le banche gli estratti conto, fanno una consulenza, se proprio va male ti fanno una perquisizione a casa e nello studio o nel negozio, quello che è. Perdono un sacco di tempo a fare i conti, tu intanto continui a lavorare, nessuno ti arresta, perché secondo la legge si può arrestare solo in 3 casi:
pericolo di fuga. Oh, attenzione, pericolo di fuga significa che io ti devo trovare all'aeroporto con documenti falsi, perché se ti trovo con documenti veri tu dici che stai andando in vacanza ai Caraibi, poi torni, quindi quella non è fuga. Pericolo di inquinamento probatorio, se fai sparire i documenti, se minacci i testimoni, ma lì i documenti li abbiamo già presi tutti. Pericolo che tu commetta altri reati, sia comuni sia della stessa specie. Però devi avere la prova concreta che li commetti. Quindi per gli evasori fiscali come fai a dire ah ma io sono sicuro che tu continui ad evadere? Quello ti dice per carità, sono sotto indagine e continuo ad evadere, ma sia mai. Quindi non si arresta mai nessuno. Non solo, ma la pena, la fattura che devi pagare è conosciuta da tutti. Se va male 1 anno e 8 mesi, se va bene 1 anno e 2. Condizionali in tutti e 2 i casi. Devi pagare le tasse, ma quelle le avresti dovute pagare comunque. Quindi è proprio una disgrazia, era meglio se non capitava, ma niente di paragonabile a un processo vero in cui si va in prigione, che anche quelli non sono molto frequenti in Italia. Questo professore oculista aveva scelto ovviamente un avvocato bravissimo, specialista nella materia e pure amico mio, e quindi lo sapeva benissimo che razza di messa stavano celebrando, cioè che non gli sarebbe successo assolutamente niente. E infatti l'avvocato mi confermò poi all'esito della storia che vi sto raccontando che gli aveva detto guarda, tu stai tranquillo, lavora, non ti occupare di niente, ci penso io, lavora tanto perché mi dovrai pagare una parcella milionaria e quella sarà l'unica pena che sconterai. Quindi un bel giorno arrivano i miei 2, allora erano cresciuti, 2 marescialli della Guardia di Finanza, che erano fantastici perché uno era tutto fuoco, sempre indignato, parlava tantissimo, arrabbiatissimo, bravi tutti e 2. L'altro non diceva mai una parola. Arrivano nel mio ufficio e dicono, sai professore tal d'età, ha mandato il capitano tal d'età lì per corromperci. E che ha fatto? Il capitano è venuto, sai, noi il capitano lo conoscevamo bene perché era quello che dirigeva l'ufficio stipendi e quindi era quello che ci pagava lo stipendio, la 13ª, gli arretrati, e ci ha detto voi state facendo le indagini su questo qui, cercate di ammorbidire e lui ve ne sarà eternamente grato. Io dico ma che dici? Mi rivolto all'altro, dico ma è vero? E lui mi disse preciso. E allora si comincia l'indagine. Per prima cosa si arresta il capitano, perché non si può arrestare, ma attenzione, quando si inquinano le prove sì, e lui col tentativo di corruzione stava inquinando le prove per il reato di frode fiscale. No, non è vero niente, per carità, tutte bugie, 2 persone vengono a dirlo, che motivo hanno di dirlo? Sono suoi nemici, no? Sì, è vero, sono andato, ho fatto una leggerezza, me ne ha parlato un mio amico, mi ha detto fai qualcosa per questo qui, è un caro amico mio, è tanto triste, poverino, e io allora arresto quello che era andato a dire il capitano. Ah, non è vero niente, insomma, poi arresto, attenzione, arresto significa che i miei 2 marescialli andavano a prenderlo alle 6 di mattina, che era un po' traumatico, poi lo portavano nella camera di sicurezza dell'ufficio del reparto della Guardia di Finanza di Torino. La camera di sicurezza era una stanza messa tra l'ufficio del colonnello comandante e l'ufficio del suo aiutante, un altro ufficio con di fronte il bagno, ma non ci passavano nemmeno una notte perché io alle 9 l'andavo ad interrogare, poi confessavano e uscivano, quindi non vi pensate l'arresto, il carcere e tutte quelle cose. Allora questo qui dice sì, è vero,
Sa, l'ho fatto perché a Rotary l'ho visto così abbacchiato, così triste, gli ho detto: ma che ti succede? Sapessi, ah, ma poveretto, ma guarda, io se vuoi ti posso dare una mano perché conosco il capitano tale, magari se vuoi. Alla fine ha chiesto il professore. Questo viene, confessa subito. L'avvocato era immufalito. Ma tu sei uno stupido, io ti avevo detto, ma che cosa vai a fare adesso? E quando ha finito, e così arriviamo alla fine della storia, io non ho resistito. Gli ho detto: professore, ma perché ha fatto una cosa così? Lei lo sapeva che era una messa, che non le succedeva niente, che era tutto scontato. L'avvocato gliel'avrà detto: certo che gliel'ho detto. E allora? E lui sapete che mi ha detto? Un po' la storia di suo zio. Dice: guardi, io ho lavorato 15 anni negli Stati Uniti. A parte che lì la frode fiscale non è una cosa da 1 anno e 2 mesi, lì ti buttano in galera per 5 anni minimo, ma questo l'avvocato me l'ha detto che non andava così. Ma lì il problema è che perdi di status sociale. Tua moglie non le invitano più le altre mamme alla gara di torta alla frutta e al country club non ti vogliono più, e nel tuo giardino a fare il barbecue il pomeriggio gli amici non ci vengono più, e poi perdi pure la clientela. La vera sanzione, ciò che cambia l'atteggiamento culturale in quel paese, è la disapprovazione sociale. Da noi succede quello che era successo a Rotary: poverino, adesso ti do una mano. Perché? Adesso io non è che pretendo di avere la risposta certa, secondo me le ragioni sono 2. Una sta in quello che ho detto fino adesso: non succede niente. Il cattivo comportamento, il comportamento illegale non è sanzionato. Evadere è un affare. Se un bambino ruba la marmellata e nessuno lo punisce mai, nessuno gli dice: allora tu non vedi la televisione per 2 ore, e ti limiti a dire: ma brutto, non lo fare, quello continuerà a rubarla perché gli piace e vede che lo può fare tranquillamente. E la seconda cosa, secondo me, sta nel nostro DNA. Noi siamo diventati uno Stato tardi e siamo rimasti quei veneziani che facevano i traffici con i turchi fino alla sera prima della battaglia di Lepanto. Poi alla battaglia di Lepanto sono andati a combattere con gli spagnoli contro i turchi. Il nostro ideale erano i banchieri, i commercianti, quelli che facevano un sacco di soldi, in un periodo in cui nascevano i grandi stati nazionali e la gente si ammazzava per questioni di religione. Da noi i principi, che sono i principi? Ci sono i tagli di quelli che racconto. Beh, infatti siamo quelli che hanno cominciato 2 guerre mondiali da una parte e l'hanno finita dall'altra. Però noi abbiamo vinto tutte e 2, no? Eppure lei, possiamo dire che in ogni caso ci ha provato a cambiare questo sistema, perché una delle cose per le quali il dottor Tinti è più noto è quella di aver presieduto, insomma, e lei dice che mi prenderei ancora schiaffi per questo, magari adesso ci spiega perché, non una ma 3 commissioni addirittura parlamentari per rivedere l'articolo 116, cioè le norme che presiedono il diritto tributario, in un contesto come quello della politica, che in realtà ha più volte tentato di mettere i bastoni tra le ruote alla magistratura su questi temi, depenalizzando reati. Ovviamente, insomma, il falso in bilancio lo avete, insomma, sotto gli occhi, è una questione, ma anche spostando le competenze. Lei parla in questo libro della differenza che c'è tra perseguire un reato dove lo si scopre e dove viene effettivamente consumato, soprattutto in termini finanziari, o abbassando, come dicevo prima, le soglie di punibilità. Ma la cosa che l'ha fatta più arrabbiare in ogni caso mi pare che sia stata quando è stato tentato di determinare la procedibilità dei reati solamente su querela, violando quella che in realtà è quelli che sono 2 articoli in uno solo della Costituzione, cioè l'articolo 101 e l'articolo 104.
tralascio tante cose perché se no diventa una cosa troppo tecnica e troppo noiosa. Sì, in effetti io ho scritto la legge penale tributaria attualmente in vigore. Io e 7 validissimi individui che avevo cercato, c'erano 3 ufficiali della Guardia di Finanza, 2 magistrati e 2 avvocati. Naturalmente gli avvocati stavano dall'altra parte, però erano tutta gente molto molto preparata, eravamo tutti amici, in realtà sapevamo quello che avremmo detto prima ancora che cominciassimo a parlare, quindi è stato un periodo interessante. È ovvio che alla fine in questa legge, visto che eravamo tutti esperti della materia, avevamo messo tutto quello che doveva servire per farla funzionare. E in particolare avevamo fatto in modo che questa repressione dell'evasione fiscale fosse davvero efficace. Avevamo già una legge penale tributaria, perché ne facevamo un'altra? Perché quella vecchia non serviva a niente, non andava in prigione nessuno, non era uno spaventapasseri che non spaventava nemmeno le farfalle. Quindi ne avevamo costruita una pensando che dovesse funzionare. E dove doveva funzionare? Dove c'era l'evasione. Come ho detto prima, doveva funzionare per il popolo dell'IVA, perché chi evade è il popolo dell'IVA. Gli altri non possono, non è che non vogliono, proprio non possono. Il popolo dell'IVA come evade? Col nero. È un sistema semplicissimo. Fa 2 fatture e 3 non le fa. Quelle 3 stanno in un'altra tasca della giacca e lo Stato non saprà mai che esistono. È tutto lì. Allora bisognava costruire un reato che non fosse l'evasione fiscale semplice, che serve per tutti, ma un reato più grave per quelli che evadevano facendo il nero e dunque truccando la contabilità. Perché, se ci pensate, è banale, ma come si fa a truccare la contabilità? Si può fare scrivendo il falso. Ho incassato 100 e ho speso 100, ma non è vero, ho speso solo 50. Quello si chiama fare fatture fasulle. Scrivo una cosa che non è vera. Però lo stesso sistema può funzionare semplicemente omettendo di scrivere. Ho speso 50, vero. Ho incassato 50, non è vero, ho incassato 100, ma quei 50 in più non li scrivo. Il risultato finale è identico. La contabilità è truccata sia scrivendo il falso, sia non scrivendo il vero. Noi eravamo partiti da questa, dal mio punto di vista, solare verità. E quindi abbiamo stabilito che il nero che si fa non scrivendo in contabilità fosse frode, esattamente come frode era fare le fatture false, cioè scrivendo in contabilità cose non vere. Il Parlamento ci ha cambiato la legge e ha stabilito che la frode fiscale è fare il falso, fare fatture fasulle, ma non omettere di scrivere in contabilità tutto quello che si è incassato. Ovviamente ha fatto anche tante altre cose che adesso non vi sto a raccontare, però nel libro in parte sono raccontate. Ovviamente questo significava costruire una legge esattamente identica, anzi peggiore di quella precedente, e infatti non è servita a niente. Sapete qual è stata la cosa peggiore di tutto questo? Che la legge così trasformata è stata emanata da un governo il cui presidente era D'Alema, uomo di sinistra, PDS allora, e il ministro delle finanze Visco. Cioè non l'ha fatta Berlusconi, non l'ha fatta la destra, non l'hanno fatta le forze politiche tradizionalmente vicine alle classi che sono più abbienti, no? Che hanno più possibilità di evasione. No, l'ha fatta la cosiddetta sinistra, che è la prova
che il partito degli evasori è trasversale. È trasversale perché nessuno può rinunciare a 9 milioni di voti. Perché è ovvio che un politico che emana una legge che fa pagare 160, 250 miliardi di euro all'anno non sarà mai più eletto. E quindi tutti quanti seguono la loro carriera politica e non l'interesse del paese. Eppure lei le soluzioni, in un certo qual modo anche nel libro, ma insomma in generale le ha individuate, nel senso che io parlo semplicemente di 4 punti: la dichiarazione dei conti bancari, la tracciabilità dei flussi finanziari, la deducibilità totale di tutto ciò che, come dire, è possibile dedurre, e quindi mettere gli interessi degli uni contro gli altri per evitare, insomma, il nero, e l'eliminazione del contante. Sarebbero 4 pilastri che consentirebbero ragionevolmente in più un grosso uso dell'informatica, che è sempre stata un suo pallino e che oggi consentirebbe di fare probabilmente non miracoli ma quasi. Come potrebbe l'informatica, come cambierebbe la lotta all'evasione l'utilizzo di questi strumenti? Recuperiamo intanto una cosa che ho detto all'inizio. Oggi le cose sono molto diverse da come sono descritte nel libro, ed è tutto merito del governo Monti, che è la prova di quello che ho detto prima. Il governo Monti, imposto dall'alto, che non aveva ragioni né voglia in linea generale di ricercare il consenso, ha fatto delle cose che non aveva mai fatto nessuno. Per esempio, vi pare possibile che l'anagrafe tributaria dovesse essere al corrente, conosceva i conti correnti, i rapporti bancari, diciamo in maniera più tecnica, di ogni contribuente? Lo sapeva che Bruno Tinti aveva il conto tale, la fideiussione tale, ma non sapeva che cosa c'era sul conto corrente e per quanto era la fideiussione. Aveva semplicemente l'indicazione del conto e dove era allocato, su quale banca. Si può sapere come faceva a stabilire se quel 10% che costa soldi, tempo e fatica doveva essere speso per Bruno Tinti o per un altro? Per lei erano tutti uguali. Che cosa doveva fare per poter sapere quello che c'era sui conti? Doveva decidere, facendo la conta, tirando a sorte probabilmente, quale contribuente accertare. A quel punto doveva chiedere l'autorizzazione alla Procura della Repubblica per poter richiedere alle banche la copia degli estratti conto, e a quel punto, solo a quel punto, sapeva quali erano le disponibilità di quel signore, e magari si trovava di fronte a un poveretto che faceva girare sui conti 10.000 euro all'anno. Lavoro, tempo e fatica sprecata. È entrata in vigore un mese fa la normativa studiata dal governo Monti e più volte rinviata, per cui le banche, anzi gli intermediari finanziari, quindi banche, SIM, insomma tutti quelli che gestiscono soldi, hanno l'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria i movimenti superiori, mi pare, a 1.000 euro. Quindi in buona sostanza gli estratti conto. Quindi oggi l'amministrazione finanziaria, oggi 2013, è finalmente in grado di poter pesare i contribuenti sulla base della movimentazione di denaro, che di per sé non significa niente. Io posso avere 2 milioni di euro che ho fatto girare nel corso dell'anno ed essere in perdita perché gli affari mi sono andati male, ma si vedrà, ma perlomeno comincio a guardare lì dove, se ci sono soldi evasi, vale la pena di guardare. Naturalmente questo ha un senso se è accoppiato al divieto di pagamento in contanti superiore a una certa soglia, perché è evidente che la realtà bancaria ha un senso indiziario nel momento in cui io rendo difficile il nero,
e il nero per definizione si fa per contanti. Però oggi, come tutti sappiamo, pagamenti per più di 1.000 euro non si possono fare. Poi magari si fanno lo stesso, però intanto devi averli i 2.000, 3.000, 10.000, 50.000 euro in contanti. E non è così facile avere somme in contanti di questo livello. E poi quell'altro che li riceve li deve spendere senza farsene accorgere. Allora paga un certo signore, compra, che ne so io, del materiale, quello dice scusa un momento, però a me mi serve la fattura. No, la fattura non la possiamo fare perché mi paghi per contanti, e allora non si può. Quindi non è decisivo, ma il divieto di pagare in contanti rende ancora più difficile fare il nero. Allora, questo dimostra, apriamo un inciso, una cosa che io cerco sempre di far capire quando faccio questi discorsi. E in genere c'è molta sfiducia e acrimonia nei confronti di questi tentativi, no, di arginare l'evasione fiscale. E si cita il fatto che comunque il debito cresce sempre, che le imposte aumentano, che non ci sono soldi e che pare che nulla migliori. Però vedete, fare un debito ci dà 2 secondi, il tempo di fare una firma sotto un documento. Si va dal nostro creditore che ti dà 50.000 euro, io firmo, ho fatto un debito, mi sono gravato di 50.000 euro, poi lo devo restituire. Per restituire ci vanno anni. Così è per i tentativi di arginare l'evasione fiscale. Evadere si fa ogni anno a giugno. Mettere a punto gli strumenti per recuperare l'evasione richiede molto tempo. Utilizzare quegli strumenti richiede tanto tempo, perché poi con questi strumenti devi cominciare tutto l'iter per accertare l'evasione. E attenzione, quando l'hai accertata ancora non hai fatto niente. Hai un pezzo di carta che ti dice che Bruno Tinti deve all'erario 1 milione di euro. Adesso bisogna prenderglielo questo 1 milione. E magari Bruno Tinti si è spogliato di tutti i suoi beni, è andato all'estero, devi cominciare a fare delle indagini per vedere quello che possiede, sequestrarglielo, rispondere a tutte le obiezioni che super pagati difensori ti fanno. Cioè combattere l'evasione richiede un tempo centinaia di volte superiore al tempo necessario per evadere. Ecco perché la bilancia pende sempre dalla parte dell'evasione, del passivo, delle difficoltà economiche. Perché è molto difficile combattere questo tipo di comportamento. C'è poi un sistema che io descrivo meglio che posso nel libro e che in Italia non so perché nessuno vuole fare. È il teorema un po' dell'idraulico, no? Tu chiami l'idraulico e gli dici che hai bisogno che ti rifaccia il bagno. Lui lo fa e poi ti dice che fa 3.000 euro. Però se vuole la fattura fa adesso al 21% 3.600 euro. 3.600 e qualcosa. Tu sei il consumatore finale, l'IVA non la recuperi più. Per te c'è la differenza tra pagare 3.000 o 3.600 euro. Ovviamente gli dici va bene 3.000 euro, io che me ne faccio della fattura. Così l'idraulico risparmia, mettiamo che abbia un'aliquota, visto che evade sarà bassa, del 25%, su 3.000 euro sono 750 euro. E così lo Stato ha perso 750 euro certi di evasione fiscale, imposte dirette, e 600 euro di IVA, perché non gliela paga nessuno. Totale 1.350 euro. Che succederebbe se io potessi dedurre dal mio reddito i 3.000 euro che ho pagato all'idraulico?
Naturalmente dovrei dimostrarlo con fattura, ma a questo punto io pagherei l'IVA, 600 euro. Però potrei dire, al momento di fare i conti e liquidare l'imposta, che dal mio reddito devo levare 3.000 euro che ho pagato all'idraulico. Lo Stato incasserebbe 600 euro di IVA che ho pagato io, 750 euro dall'idraulico che è costretto a questo punto a pagare le imposte, e mi dovrebbe fare uno sconto di imposta pari alla sottrazione dei 3.000 euro sul mio reddito, e la cosa è variabile, non so quanto calcolare. In altri termini, oggi come oggi, i due contribuenti sono complici nei confronti dello Stato, difendono un interesse comune, sono indotti tutti e due ad evadere, perché ci guadagnano tutti e due. Ma se noi li mettiamo uno contro l'altro, se gli interessi sono contrapposti, è evidente che evadere diventa molto più difficile. Naturalmente è quasi impossibile conservare miliardi di documenti. Che facciamo? Ogni volta che facciamo uno scontrino lo mettiamo da parte, ogni volta che ci fanno una ricevuta la mettiamo da parte, e poi, ma quanti scontrini e ricevute false ci sarebbero? E che fa lo Stato? Li esamina uno per uno? È impossibile. Ma se noi impediamo l'uso del contante, se noi facciamo pagare a tutti con carta di credito, con bancomat, se il flusso dei soldi alimenta direttamente la banca dati del fisco, se i 3.600 euro che io do all'idraulico con il POS vanno direttamente alla mia banca, paga la banca dell'idraulico 3.600 euro, e da lì vanno alla mia posizione in anagrafe tributaria: Tinti ha pagato 3.600 euro all'idraulico X, e dall'anagrafe tributaria questa informazione va anche nel database dell'idraulico, il quale a sua volta manda conferma perché fa lo stesso procedimento. Tutto questo viene fatto in automatico. Oggi un qualsiasi Mac ha una potenza di calcolo pari a quella che serviva agli americani per mandare gli astronauti sulla Luna. Tutto questo oggi è largamente possibile. Perché non lo facciamo? Io lo so. E con questo interrogativo possiamo anche, come dire, ritenere conclusa la nostra riflessione, anche se io una domandina ancora in canna ce l'avrei, ma non c'entra esattamente con questo. Però ovviamente l'invito è anche a voi, se c'è qualcuno di voi che vuole sottoporre una o due domandine al dottor Tinti, non credo che si sottragga. Se qualcuno ha domande. Tanto in genere su questo settore sono tutte domande arrabbiatissime. Buonasera. Alcuni giorni fa è comparso sulla stampa